Ebbene, abbiamo in collegamento Emma dalla Libera. Ciao Emma, Ciao Bruno, come stai? dai, abbastanza bene. Bene, vi darò modo di conoscere chi è Emma. Emma sta lottando contro una, aiutata naturalmente dalla sua famiglia, dall'associazione Ogni giorno per Emma, che si occupa della raccolta fondi per la ricerca, per trovare una soluzione per questa grave malattia che adesso lei ci spiegherà, ma con il sorriso sulle labbra e con un progetto che lei ci racconterà. A te la parola, Emma. Grazie Bruno. Allora parlo della malattia Certo, con quanto dettaglio. Vabbè, io parto poi se mai mi fermi. va bene. Allora, praticamente la malattia di cui io sono affetta e contro cui stiamo versando la maggior parte delle attenzioni con la nostra associazione mia e della mia famiglia ogni giorno per Emma Onlus, si chiama atassia di Friedreich, che è un disturbo neurodegenerativo genetico, quindi ereditario, che porta alla morte cellulare dei neuroni del sistema nervoso periferico, che non so se avete presente, ma è ubiquitario, quindi in ogni parte del corpo, controlla ogni muscolo, volontario e involontario, che siano i nostri arti, come il cuore, come no, il cuore no, come qualunque attività anche regolatoria. Quindi un problema al sistema nervoso è un problema di tutto il corpo che dà un'infinità di sintomi. Ovviamente la prima cosa che si nota sono le funzioni per cui serve un controllo, una coordinazione maggiore, quindi il cammino o i grandi movimenti degli arti, per cui spesso queste persone già nei primi anni di malattia, avendo difficoltà a mantenere l'equilibrio, a coordinare gli arti, non camminano più, usano la carrozzina, hanno meno forza e difficoltà nelle cose quotidiane. Poi, ahimè, siccome appunto riguarda tutto il corpo, le difficoltà vanno anche nel parlare, nello scrivere o addirittura nel deglutire ed espirare. Quindi è una condizione molto molto grave che peggiora e non si arresta né torna indietro nel tempo, e quindi per questo motivo, come tante altre situazioni, ma in particolare questa perché è molto sconosciuta e non meno degna di attenzioni, noi stiamo lottando perché almeno il mondo scientifico e anche la sanità, magari qualche finanziamento pubblico, si accorga di questo, e ci sono centinaia di persone che soffrono e di famiglie, e quindi anche dei pesi sociali alla fine del sistema sanitario. E aggiungerei questa cosa. Ora siamo in questa crisi per la pandemia, no? Che può toccare noi tutti, ok? Si sta muovendo il mondo. E quindi perché ci stiamo attivando tutti e c'è questa grande solidarietà? Perché potrebbe toccare anche noi, nessuno escluso. Però di fatto chi ha il problema, adesso già i numeri stanno calando,
è qualche migliaio di persone che ha veramente il problema grave. E quindi ci sono persone che hanno problemi gravi, anche più gravi di questo, ogni giorno, però non è contagioso, una malattia genetica, non potrà mai capitare a te o a qualcun altro che non ha questo problema scritto dentro di sé. Però ci deve essere solidarietà anche lì, perché c'è molta sofferenza anche lì e anche lì la collaborazione di tanti, anche esterni al problema, può far valere una voce, può dare una fetta di contributo non indifferente e avere una situazione, a mio parere, più dignitosa in generale per chi ha disabilità e quindi sia l'accettazione sociale e le barriere architettoniche sia fisiche che mentali, ma anche per questi problemi che siccome riguardano migliaia di persone in Italia, ma non milioni, non sono sulla bocca di tutti, No. invece non saranno mai un argomento cult, però il completo buio, adesso anche in parte grazie a noi non è più completo, secondo me non deve esserci. Ma guarda, io ti ho seguito con molta attenzione come ti seguo da parecchi anni, noi ci conosciamo da qualche anno, eri una bambina piccola, oggi sei una donna e tu dicevi prima che questa malattia tocca tutte le parti del corpo, i movimenti, la parola, Ma tutti, non il cervello. ma non il cervello, difatti volevo arrivare a questo, non il cervello perché siete delle persone, delle ragazze e dei ragazzi veramente intelligenti e stupendi. Che se Difatti tu su ci questo, pensi è un'arma a doppio taglio. perché? Perché rimane il pensiero, no? La dote più fine è quella che ci rende umani e ci distingue di più dagli altri animali. Però allo stesso tempo sei così consapevole che il tuo corpo lentamente diventa una prigione che non sei più in grado di comandarlo, di fare quella cosa, magari dici al tuo piede, alla tua mano di muoverti in un certo modo e non lo fa. E non ti rendi neanche conto delle volte di come sei posizionato, quindi almeno io che studio anche scienza e quindi Difatti so, volevo dirti, scusa, che questo vi fa soffrire di più, sì, certamente, questo che volevo però dire. è Però sicuramente tu avere dai, una stai testa dando la funzionale. dimostrazione che la tua intelligenza ti porta a studiare la tua malattia e adesso raccontaci che percorso hai iniziato. Ok, certamente. Allora, c'è da dire che io sin dalle medie, ma anche prima, però prima alle elementari, insomma, ai bambini piace un po' tutto, è difficile che siano già molto polarizzati. Avevo una passione per la scienza, per capire quali spiegazioni può avere l'uomo per motivare e descrivere il mondo che ci circonda. E mi sono sempre appassionata quindi alla scienza e addirittura facevo dei piccolissimi esperimenti in casa, osservazioni, possiamo dire, con occhio critico. Quello che poi è successo è che a me è capitato un fenomeno che non avevo mai riscontrato in nessuno che conoscessi. Nei miei primi anni di malattia non ho conosciuto nessuno che aveva la mia condizione e conoscevo veramente poche persone, penso una in tutta la mia cerchia di conoscenti, con una malattia grave neurodegenerativa e quindi volevo capire perché io non riuscissi
a fare delle cose perché mi sentivo in quella maniera. Oltre al nome che mi aveva dato come diagnosi il medico del mio problema, che è atassia di Friedreich. E da lì è nata sia la necessità e l'esigenza anche da parte dei miei genitori di fare qualcosa, e la cosa più utile che potevamo fare come persone non di scienza, perché io ero una bambina, i miei genitori hanno seguito tutt'altro percorso, tutt'altra carriera, quella di raccogliere fondi per sostenere quei progetti di ricerca che c'erano, informazione, sensibilizzazione, e questo è ciò che abbiamo fatto principalmente. Poi abbiamo molto sostenuto anche la fisioterapia e l'acquisto di macchinari propedeutici al mantenimento, perché ci siamo resi conto che comunque i tempi della ricerca e i tempi della scienza, per quanto si stiano accorciando col passare del tempo, sono comunque lunghi. Essendo una condizione degenerativa, non possiamo perdere tempo senza fare niente, perché nel frattempo siamo persone che vivono, che un certo mantenimento può anche portare una qualità di vita migliore. Quindi ci siamo concentrati anche a altri progetti collaterali, come anche la promozione dell'utilizzo di ausili al movimento e fisioterapia, come ti dicevo, o anche a prendere la patente per molti di questi ragazzi, e insomma tantissime cose che sono piccole ma messe insieme fanno una differenza enorme tra un giovane uomo, una giovane donna, un ragazzino, una ragazzina chiuso in casa a piangersi addosso perché dimenticato da tutti, o una persona che, seppur con tutte le difficoltà possibili in tutti gli ambiti sociali, una piccola strada può scavarsela per diventare una persona che sia comunque soddisfatta di quello che fa. E quindi, appunto, hai scelto lo studio a e Trento. quindi, oltre a tutto questo che è l'attività dell'associazione, io mi sono detta, va bene, bellissimo quello che stiamo facendo, però ci stiamo fidando di persone di cui ti fidi quanto vuoi, che hanno studiato anni, di cui hai sicuramente la buona fede sul piatto, però io volevo capire e magari dire la mia, e soprattutto avere anche un contraltare per indirizzare su quali progetti, perché essendo anche noi comunque abbastanza piccoli, non possiamo dare soldi indiscretamente a tutti, no? E quindi unendo la mia passione alla mia curiosità, a ciò che mi coinvolge personalmente e anche all'esigenza dell'associazione, ho scelto di percorrere la strada della biologia molecolare, della genetica e quindi della piena, per quanto possibile nelle competenze umane, comprensione del mio problema e dell'avanzamento della ricerca. Tu lo sai che quando ti sto ad ascoltare mi vengono un po' di groppi, perché sei una splendida e straordinaria ragazza. Io ti ringrazio, non ti voglio portare via più tanto tempo, perché so che, mi dicevi prima, hai un impegno molto forte per arrivare agli obiettivi che stai perseguendo con lo studio. Ti ringrazio, ti do un grande abbraccio, perché altrimenti mi commuovo troppo e poi invece che il sorriso sulle labbra arrivano le lacrime.
Un abbraccio grande grande e speriamo di sentirti presto, ok? Grazie mille Bruno. Ciao, arrivederci. Ciao.